Il progetto Florbasco ha verificato come gli impianti arborei specializzati per la produzione di biomassa legnosa possono avere capacità fitodepuranti sull'azoto contenuto in digestati bovini e in liquami suini. La sperimentazione degli aspetti fitodepurativi si è sviluppata in un appezzamento a pioppo di recente impianto e avente un'area complessiva di circa 1,30 ettari. Dall'analisi della idrologia dei suoli è emerso che siamo in presenza di terreni estremamente protettivi e caratterizzati da elevato contenuto di argille fino a circa 125 cm di profondità, dove è presente una falda confinata in pressione. In 5 appezzamenti omogenei è stato effettuato un confronto tra diverse quantità di refluo suino tal quale e frazione liquida di digestato bovino. In entrambi i casi si sono valutate dosi corrispondenti a 170 e a 340 kg di azoto per ettaro, per anno. Per le distribuzioni è stato utilizzato un interratore profondo in banda alla fila, che opera un solco di circa 20-25 cm di profondità. Il solco tende a richiudersi immediatamente dopo il passaggio. I risultati dimostrano che l'azoto distribuito, sia nel caso provenga da reflui suini, sia da digestato bovino, tende a permanere all'interno del solco di distribuzione, senza contatti né con acqua di falda né con le acque di ruscellamento. Vista la notevole capacità del solco di richiudersi dopo il passaggio della barra, non si hanno perdite significative di azoto che viene degradato dai processi batterici o assorbito dalla vegetazione arborea. Sono state studiate anche le emissioni gassose legate allo spandimento di refluo suino e digestato bovino. La metodologia di rilievo si è basata sull'utilizzo di camere chiuse a ricircolo dell'aria. Sia le emissioni di azoto che quelle dei cosiddetti gas serra, anidride carbonica, metano e protossido di azoto, sono risultate molto basse. Dall'analisi dei dati di accrescimento delle piante arboree non è stato invece possibile trovare una correlazione stretta tra la modalità di distribuzione del digestato bovino e del liquame suino e la corrispondente stima della biomassa legnosa prodotta, anche in considerazione della limitata durata della sperimentazione. Il progetto ha sviluppato anche altre 2 linee di ricerca. L'utilizzo del digestato solido nella preparazione dei substrati di coltivazione per il florovivaismo e l'utilizzo della stessa biomassa legnosa come combustibile per le esigenze termiche nella filiera delle colture protette. Relativamente all'utilizzo del digestato solido bovino nella preparazione dei terricci per la coltivazione di alcune piante ornamentali in contenitore, in particolare per rosa, Photinia fraseri, Cupresso ciparis leilandi, le prove sperimentali effettuate lungo un intero ciclo di coltivazione hanno dato buoni risultati, facendo ritenere adatta la miscelazione del digestato alla torba fino ad un massimo del 40%. Le analisi dei fabbisogni energetici di 10 diverse aziende florovivaistiche hanno evidenziato che tecnicamente è sempre possibile la sostituzione di caldaie alimentate a combustibili fossili con caldaie alimentate a cippato di legno, anche se le specifiche caratteristiche delle aziende, come i volumi riscaldati o i consumi annui, modificano la convenienza dell'investimento. In definitiva, con il progetto Florbasco si è potuto riscontrare che l'uso di certe tecniche può generare un effetto amplificatore dei singoli benefici ambientali, dalla qualità e quantità delle acque alla produzione bioenergetica, dalla sostenibilità tecnica di substrati vivaistici alternativi al controllo delle emissioni negli spandimenti. Aspetti diversi che in una moderna logica di economia circolare concorrono alla sostenibilità economica delle filiere produttive agricole e zootecniche.